Ben ritrovati cari telespettatori, eccoci insieme. Allora, parliamo dell'importanza di donare gli organi. Sono argomenti molto sensibili, molto particolari, però richiedono sempre grande attenzione perché stiamo facendo informazione in un ambito delicato dove però è necessario conoscere la realtà, conoscere le cose. Per farlo noi abbiamo interpellato, non poteva non essere così, l'AIDO del Veneto e quindi ben arrivato al Presidente Valentino Rossin, grazie di essere qui con noi. Buonasera. E a raccontarci che cos'è l'AIDO in modo che tutti possano avere in qualche modo contezza di questa realtà che è strategica e importantissima nella donazione ad ampio spettro degli organi e poi capire come si può donare, chi può farlo, perché è importante farlo, le liste d'attesa, come si può salvare una vita a una persona con un gesto che poi non compromette la nostra qualità di vita, perché poi molte volte parliamo di post mortem, insomma tante situazioni interessanti e particolari, perché c'è bisogno di organi, Presidente? Certo. Intanto AIDO è un'associazione italiana donatori organi, tessuti e cellule. Cosa si occupa? Si occupa della promozione e della divulgazione della donazione di organi, appunto. È nata nel 1973 a livello nazionale, quindi ha 51 anni di vita. Dobbiamo dire una cosa, il fondatore della nostra associazione è Giorgio Brumat, che ha avuto un'idea lungimirante. Pensiamo, per esempio, che il primo trapianto di rene è stato fatto in Italia, adesso non mi ricordo bene, ma attorno al 67-68, con allora le difficoltà che c'erano, eccetera. Lui, solo 4-5 anni dopo, ha pensato che c'era bisogno di un'associazione che potesse divulgare la promozione del dono degli organi. Pensiamo che addirittura il trapianto di cuore, il trapianto di fegato sono stati fatti dopo. Quindi di conseguenza l'importanza di divulgare proprio la cultura del dono. Cosa significa? Significa che noi quando non ci saremo più, in un futuro molto, molto lontano, speriamo per tutti, quando che non abbiamo più bisogno del nostro corpo, c'è la possibilità che alcune parti del nostro corpo vengano trapiantate e donare la vita ad altri che ne hanno bisogno. Mi rivolgo per esempio ai reni, al fegato, al pancreas, al cuore o comunque anche a vari tessuti del nostro corpo o addirittura alle cornee per permettere di vivere, continuare a vivere ad altre persone. Ecco, le liste d'attesa oggi come oggi sono di 8.000 persone a livello nazionale. Quindi 8.000 persone sono in attesa di ricevere un organo. Un organo. E queste persone non hanno alternativa di vita se non la disponibilità di un organo. E quindi questo fa molto importante, appunto perché veramente queste persone sono lì e attendono che qualcuno possa donare. Non è vita essere in attesa che qualcuno ti doni la vita. Quindi per questo noi dobbiamo diffondere questa cultura, perché comunque noi dopo non facciamo più niente, cioè non c'è la disponibilità, non ci serve. Ecco perché è importante dire il nostro sì ed è importante dare la nostra disponibilità a donare. Perché c'è ancora, per carità, in Veneto grandi donatori dal sangue banalmente, certo. Senza notare che è fondamentale comunque a tante altre parti del corpo, le corna eccetera, ma siamo grandi donatori, in altre regioni c'è meno sensibilità, in altri paesi c'è meno sensibilità e quindi qual è quella leva motivazionale che può indurre una persona a fare una scelta anziché un'altra? Allora, ovvio che questo tipo di scelta è una scelta motivazionale, è una scelta personale, quindi uno la deve maturare, deve prima di tutto informarsi, deve capire veramente l'esigenza di questo tipo di scelta e dopo ovviamente scegliere. Credo che ci sia un fattore culturale alla base di tutto e quindi noi veneti siamo, e lo dico molto orgogliosamente, siamo predisposti dal punto di vista culturale appunto a donare noi stessi, lo sappiamo
nel dono del sangue, lo sappiamo in altri settori. Ecco. Però voglio dire che anche nelle realtà, diciamo, vicine a noi nel nord Italia, ma anche nel centro, nel sud, c'è questa volontà. A volte purtroppo succede che a fronte di questa volontà in alcune regioni magari non è affiancata la capacità oppure l'organizzazione medica che abbiamo in Veneto. Quindi è anche determinante la struttura sanitaria a questo punto. È ovvio che se tutto funziona, funziona tutto. E questo è quello che avviene in Veneto, quindi c'è una struttura sanitaria che funziona, c'è l'associazione che fa il proprio lavoro, che quindi divulga la cultura della donazione, c'è la disponibilità delle persone, c'è una cultura a favore di questo. Magari in altre zone questo non sempre avviene. Ecco che magari se qualche anello salta, magari viene a mancare anche un po' tutto il resto. Ecco, questo è. Però ultimamente a livello nazionale ci si sta un po' dando da fare, appunto perché diciamo che la donazione sia garantita e la cura della persona sia garantita a tutti, indipendentemente dalla provenienza della propria regione, la propria zona. Insomma. Ecco, lei è appunto Presidente AIDO regionale Veneto. Certo. Ci sono AIDO regionali in ogni regione? Sì, AIDO è presente in ogni regione. Ovviamente sarebbe l'Associazione Italiana Donatori Organi. Esatto, sono in ogni regione, quindi c'è AIDO Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Val d'Aosta, Lazio, insomma in ogni regione è presente una sezione AIDO, sì. Che si occupa appunto della sensibilizzazione, certo, e del coordinamento in qualche modo anche delle attività. Allora, ovvio, della sensibilizzazione, della promozione, del coordinamento delle proprie attività. Sicuramente c'è un AIDO nazionale che coordina un po' le attività di promozione. Non facciamo noi il coordinamento di chi... Certo, no, ecco, tecnicamente dal punto di vista... Cioè, dal punto di vista, non siete la banca degli occhi. Appunto, ecco. esiste Centro Nazionale Trapianti, certo, okay, che con cui avete una collaborazione... Che collaboriamo per fare delle attività di promozione. Allora c'è un Centro Nazionale dei Trapianti che adesso da qualche mese è diretto dal dottor Feltrin, che è proveniente dal Veneto, quindi è qui di Padova. E poi ogni regione ha il coordinamento regionale trapianti, cui appunto coordina un po' i trapianti, questo dal punto di vista medico, okay? Con loro noi collaboriamo per fare della promozione nelle scuole, promozione in vari ambiti, insomma, ecco questo. Infatti è esatto, la sensibilizzazione, la promozione, anche come diceva lei, nelle scuole, è da tanto tempo che viene fatta anche per i più giovani, oppure è una cosa un po' più recente? Beh, ovvio. Perché c'è una generazione che mi ha detto ma io non sentivo mai parlare di questa associazione, adesso sono venute fuori, anche il nipote, anziché il figlio ne ha sentito parlare, però c'è una generazione che era stata un po' esclusa da queste attività di coinvolgimento, no? di sensibilizzazione. Crediamo che i giovani siano quelli che più riescono a recepire queste informazioni. Noi nel 2023 siamo riusciti a coinvolgere come AIDO 16.000 studenti circa. Caspita, sono tanti. Sono tantissimi. Come AIDO? Come AIDO Veneto. Caspita, mamma. Ovvio, non come AIDO Veneto direttamente, ma con i nostri gruppi locali, certo, con i nostri gruppi provinciali, con le nostre delegazioni sul territorio. Esatto, perché siamo presenti in tutto il territorio veneto e quindi di conseguenza ognuno fa la propria parte, anzi io rappresento, c'è da dire una cosa, io rappresento una realtà che è molto attiva, ma l'attività di questa realtà è fatta a livello locale dai gruppi locali. Io a livello regionale, noi del Consiglio regionale coordiniamo un po' le varie attività, però l'attività stessa e i risultati sono merito dei gruppi, sono merito delle province che lavorano sul territorio. Ovviamente difficilmente noi a livello regionale riusciamo
a andare a fare la promozione a livello capillare in ogni punto della nostra regione, lo fanno i gruppi. Certo. E questo è molto Quando importante. comunque noi vediamo il simbolo dell'Aido, la sua spilletta Sì. per dire il colore arancione, rosso acceso con scritto Aido, sappiamo che ci sono persone che cercano di far capire l'importanza della donazione. Certo. E come fare, però, come si fa a ad essere donatori? Allora, essere donatori bisogna esprimere il proprio sì informato. Allora, quello che noi diciamo, quello che noi proponiamo è quello di aderire alla nostra associazione, quindi l'iscrizione alla nostra associazione. Come si fa? Semplicemente o in maniera cartacea, dove si può scaricare dal nostro sito aidoveneto.it il modulo, o dal sito di Aido Nazionale il modulo, si compila e si consegna presso uno dei nostri gruppi capillari, che i nostri gruppi che abbiamo capillarmente nel nostro territorio, oppure semplicemente si può scaricare dal telefonino un'app che è Digital Aido, che si può entrare col proprio SPID e ci si può iscrivere e esprimere la propria adesione alla nostra associazione. Quindi anche in modo molto pratico e tecnologico, si scarica l'app e si... 2 minuti e si è iscritti alla nostra donazione e si dà il consenso alla donazione. Questo per quanto riguarda l'iscrizione ad Aido. Invece c'è un'altra possibilità di esprimere il proprio sì, che è quello in occasione del rinnovo o quando si fa la carta d'identità. Ormai in quasi tutti i comuni del Veneto, circa il 90% dei comuni del Veneto, c'è la possibilità, anzi è obbligo, che quando ognuno di noi va in comune a rinnovare la propria carta d'identità o i giovani a farsela per la prima volta, l'ufficiale anagrafe porrà la domanda se sono favorevoli o no alla donazione degli organi, e lì si ha la possibilità di dire sì, no, oppure di dire di non decidere, in sostanza. E lì ecco un'altra occasione per dire sì alla donazione degli organi. Ecco, questa è una cosa anche molto importante, perché tante persone, allora, dopo entriamo anche più nello specifico, se uno cambia idea, se subentrano determinate fattori, può revocare il proprio consenso? Sicuramente, queste sono le varie modalità di iscrizione. Se uno può cambiare idea, allora se l'iscrizione l'ha fatta all'Aido, può dire all'Aido cancellami, e non c'è nessun problema. Se invece la propria disponibilità l'ha data all'ufficio anagrafe, può andare o all'ASL di riferimento, dire che ha cambiato idea, oppure al rinnovo della carta d'identità successiva può esprimere il proprio no o il proprio sì. Cioè, vale l'ultima dichiarazione che ha fatto, in ordine di data. Esatto, però è bene informare sempre i familiari. È sempre bene informare i familiari. Perché magari non ne sono informati. Allora, sicuramente in ogni caso è sempre meglio informare i familiari, anche per una semplice, uno può decidere in maniera autonoma, senza iscriversi da nessuna parte, e dirlo ai familiari, ovviamente. Quindi se dovesse succedere qualcosa, i familiari sono al corrente di questa intenzione, ovviamente. E quindi, però ecco, ovviamente se uno si iscrive, la propria decisione viene riportata nei registri e nei database, quindi se dovesse succedere qualcosa, ovviamente si fa riferimento ai database e si va a vedere se questo ha espresso la propria disponibilità oppure no. Secondo lei ci sono abbastanza giovani favorevoli alla donazione, oppure è un tema che ancora non è percepito nella sua importanza come dovrebbe? Allora, dai dati che abbiamo così, i giovani sono abbastanza favorevoli alla donazione. Noi riceviamo molti consensi quando andiamo nelle scuole e facciamo promozione nelle scuole superiori, di quarta e quinta superiore, quindi sono neodiciottenni. E quindi lì abbiamo molte adesioni, probabilmente perché capiscono l'importanza del dono e quindi di conseguenza aderiscono a questa. Ecco, abbiamo un po' di qualche perplessità
per le persone un po' più avanti d'età, e qui entro nel merito. Allora adesso io lo interrompo un attimo perché poi entriamo nel cuore della questione. Allora, parliamo sempre di donazione di organi, quali organi si possono donare, fino a che età, come, quali sono le situazioni, insomma, soprattutto per chi non è giovane, che agisce di impeto distinto, anche con una certa emotività che è tipica della giovane età ed è anche molto molto bella. Pubblicità, qualche secondo, poi restate con noi.